Buongiorno e buona domenica, oggi è il 9 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:01, la luna si leva all'1:55 e cala alle 16:48. Oggi si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce. Il nome Teresa ha origine greca e significa cacciatrice. Il 9 agosto di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei popoli indigeni. L'Unione Europea ribadisce oggi il suo impegno per la tutela dei diritti di queste popolazioni che occupano circa il 22% della superficie terrestre globale. Rappresentano la maggior parte della diversità culturale mondiale con oltre 500 milioni di persone, parlano quasi la maggior parte delle 7.000 lingue esistenti sul pianeta. Sono 41 gli anni per Anna Kendrick, l'attrice e cantante statunitense che ha conquistato Hollywood con la sua simpatia ed il suo talento. Candidata all'Oscar per Tra le nuvole, è diventata un'icona pop grazie alla saga musicale Pitch Perfect. Oltre al cinema, Anna è seguitissima sui social per la sua ironia tagliente e la sua genuinità. E infine compie oggi 37 anni il pilota Andrea Iannone. Dedicatosi alle moto sin da ragazzino, ha dimostrato un talento cristallino arrivando in MotoGP nel 2013 ottenendo successi prestigiosi. Negli ultimi anni ha fatto parlare di sé anche per la sua partecipazione a programmi televisivi e per il suo ritorno alle competizioni nelle derivate di serie, confermando una grinta mai sopita. Passeggiando per Piazza dei Miracoli noterete sicuramente i turisti che fingono di sorreggere qualcosa. Tutto ebbe inizio il 9 agosto del 1173 quando iniziarono i lavori per il campanile della cattedrale di Pisa. Celebre in tutto il mondo per la sua pendenza, la Torre di Pisa è diventata un'icona del genio e del caso italiano, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1987. Ma se saltassimo tutti insieme, faremmo tremare la Terra? In teoria, per produrre una vibrazione significativa servirebbe il salto coordinato di almeno 200 milioni di persone, ma c'è un trucco. Tutti dovrebbero toccare la Terra nello stesso identico istante. Se anche solo pochi saltano fuori tempo, l'effetto verrebbe annullato. Insomma, la coordinazione è tutto anche per far tremare il mondo. Buona domenica! Concludiamo questo splendido fine settimana d'agosto dando uno sguardo a come si muovono i pianeti e ai consigli che le stelle hanno in serbo per noi oggi. Ariete, una domenica all'insegna del movimento e del divertimento. Avete ancora tantissima energia da spendere, assecondate la voglia di esplorare, fare sport o stare all'aria aperta. Toro, parola d'ordine della giornata, staccare la spina. Bandite ogni pensiero legato ai doveri o alla pianificazione pratica e concedetevi il lusso del relax assoluto. Gemelli, siete carichi di entusiasmo, ironia e fascino. Ottima giornata per i single che vogliono fare nuovi incontri o semplicemente per divertirsi in compagnia degli amici. Cancro, sentite il bisogno di ritagliarvi un angolo di pace tutto vostro. Una spiaggia tranquilla, una buona lettura o un bagno rilassante faranno miracoli per il vostro umore. Leone, il cielo brilla per voi. Sarete i veri animatori di questa domenica d'agosto, capaci di portare allegria, calore e soluzioni brillanti ovunque decidiate di andare. Vergine, è il momento di mettere da parte la razionalità e i troppi calcoli. Ascoltate di più il cuore e lasciatevi andare a un gesto spontaneo verso la persona che amate. Bilancia, una splendida armonia avvolge la vostra vita sentimentale. Sfruttate la giornata per fare progetti romantici o semplicemente per godervi la totale complicità con il partner. Scorpione, sarete particolarmente magnetici, affascinanti e misteriosi. Qualcuno cercherà di leggervi dentro, ma svelerete i vostri pensieri più intimi solo a chi merita davvero. Sagittario, la luna vi regala un grande senso di libertà e ottimismo. È la giornata perfetta per improvvisare una gita, esplorare un posto nuovo o fare qualcosa di insolito. Capricorno, ottimo momento per rigenerarsi in vista della nuova settimana. Dedicate la serata a una cena tranquilla, staccate la mente e circondatevi solo di affetti sinceri. Acquario, siete aperti al dialogo, all'ascolto e al confronto.
Se c'è stata una piccola incomprensione nei giorni scorsi, oggi troverete le parole giuste per fare pace. Pesci. Una domenica magica, sognante e super romantica. Sarete guidati da una fortissima intuizione. Fidatevi delle vostre sensazioni profonde, non vi deluderanno. Buona domenica a tutti! L'appuntamento con le stelle torna domani per iniziare insieme una nuova settimana d'agosto. Col cortometraggio Dizzy Dishes, il 9 agosto del 1930 debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop. Anche se in questa prima apparizione aveva sembianze canine, Betty divenne presto il simbolo sexy e spiritoso destinato a sconvolgere l'America puritana degli anni 30, ispirata alla cantante Helen Kane. Ma vi è mai capitato di dover dare un parere onesto su un taglio di capelli non proprio riuscito? In inglese si dice "don't sugarcoat it", che letteralmente significa non ricoprirlo di zucchero. Da noi si direbbe non ignorare la pillola, un promemoria sull'importanza della sincerità anche quando la verità è un po' amara. Il matto di oggi è il pittore fiammingo Hieronymus Bosch, è un mistero fatto di tela e colori. Si diceva che quest'uomo utilizzasse filtri allucinogeni, ma ciò che è certo è che le sue opere sono visioni incredibili di incubi e peccati. Bosch non aveva bisogno della psicanalisi, i suoi mostri e le sue fantasie erano già tutti lì, con un'ironia che rende ancora oggi digeribili le versioni più inquietanti dell'inconscio umano. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, con le parole di Hermann Hesse. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta, 2 volte al giorno. E quindi è tutta questione di prospettiva. Se oggi incontrate un problema, provate a riguardarlo da un'angolazione diversa e vi assicuro che non lo sarà più. Io vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco e vi auguro una buona domenica. Una buona giornata dalla vostra Jair.